Nessun'altra città è così piena di vuoto. Ai margini del centro urbano di Berlino, a pochi minuti di metropolitana dalla torre di Alexanderplatz, la città si spalanca nel nulla. L'aeroporto di Tempelhof, dismesso nel 2008, è convertito in un illogico parco senza qualità. Quasi niente alberi, niente colline, niente cascatelle o rocce romantiche a suggerire una natura violenta. Quasi niente e basta, in realtà. Solo un chiosco di bevande e le colossali piste di atterraggio che tagliano il manto erboso, a volte con ancora le scritte di segnalazione per il decollo. È grande 4 km quadri, una misura astratta che non suggerisce niente. In concreto, quanto il centro storico di Bologna, poco più di Panarea. Per attraversarlo a piedi occorre camminare per mezz'ora, sempre dritti a passo spedito. Chi osserva il tramonto dai balconi, che affacciano sul lato di Neukölln, vede il sole sparire nello stesso cielo sgombro che vedrebbe un navigante. Il riverbero sull'asfalto delle piste d'atterraggio simile a quello del mare. I caseggiati all'orizzonte, sottili e sfumati, come la cresta di un'onda lontana. In una giornata di sole, il vuoto si popola. Ci sono famiglie e gruppi di amici che si ritrovano a grigliare, ciclisti e pattinatori che sfrecciano lungo la bretella perimetrale, bivacchi di ragazze e ragazzi trascinatisi qui dopo un after party, i volti sbaffati di glitter, che dormicchiano sui teli da picnic che hanno lasciato al guardaroba dei club. Ci sono i volontari che gestiscono un orto collettivo, ci sono quelli che giocano a racchettoni, a volano, ci sono gli skater che si allenano in un settore specifico della pista sud, e più avanti a ovest, dove il vento incanalato dalla tangenziale vira e spazza di taglio il parco, ci sono quelli che fanno acrobazie appesi agli aquiloni, spiccando balzi di vari metri e contorcendosi a mezz'aria come pesci volanti. Ci sono gli spacciatori serbi con vocabile all'istante tramite app e i proprietari di cani. Ci sono anche a volte i vasti gruppi di larper, che si danno appuntamento con cotte di maglia e mazze chiodate per inscenare battaglie medievali. Per quanti siano, lo spazio non finisce mai. Anche nei momenti di maggior affollamento, la spianata del vecchio aeroporto sembra sempre vuota, grande abbastanza da offrire a chiunque la libertà di fare ciò che vuole. Da questo punto di vista è un'immagine efficace di un certo mito della città di Berlino. Era quel vuoto, quel senso di libertà che cercavano i ventenni e le ventenni di tutto l'Occidente, che a partire dagli anni 90 si sono trasferiti qui. Cercavamo. Uno di loro ero io. Avete ascoltato un brano tratto dalla Chiave di Berlino. A leggerlo, come da tradizione di Voce ai Libri, è stato il suo autore, Vincenzo Latronico. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Quello che l'America, in particolare New York, è stata per la mia generazione, ovvero il sogno, il posto dove andare, dove vivere, per alcune generazioni dopo la mia è stata Berlino. Berlino, la città spezzata in due dal muro e poi riunita, la città che durante questo lungo processo di ridefinizione di se stessa è diventata il luogo verso cui i ragazzi di tutto il mondo confluivano per definire se stessi o al contrario, e forse di più, per viverci senza una definizione. È quello che succede anche a Vincenzo Latronico, che a 24 anni, invece di accettare una borsa di studio proprio a New York, decide di rimanere a Berlino, dove è arrivato da qualche giorno. La prima domanda è inevitabile. Vincenzo, perché di fronte alla scelta tra Berlino e New York scegli proprio Berlino? Ma è un'ottima domanda e me la sono posta anche io. In realtà non è un artificio retorico il fatto che il libro cominci con me che ripenso a quel momento e mi dico perché l'ho fatto. Obiettivamente la risposta è difficile. Un'altra cosa sorprendente è che moltissime persone che sono arrivate a Berlino in quell'epoca, diciamo l'inizio del millennio, hanno una situazione simile alla mia, cioè ci sono arrivate quando in un momento si sono visti offrire qualche cosa che credevano di volere, si apriva di fronte a loro una porta per cui avevano lavorato tanto e prima di attraversarla si dicono aspetta un attimo, è davvero quello che voglio? Allora, ovviamente penso che a farmi decidere di andare specificamente a Berlino abbia svolto un gran ruolo un certo mito della città, mito che in fondo è quello che racconto in questo libro, mito che in parte era fondato nella realtà, in parte no. Però soprattutto mi sembra che in quell'epoca Berlino fosse un catalizzatore di persone che sulla soglia dell'età adulta si fanno un attimo prendere al panico e dicono aspetta, ma questa vita che sto per cominciare è davvero la mia? L'ho decisa io, l'ho scelta, l'ho voluta, è quello che voglio, è quello che credevo di volere. Racconti molto bene nel libro che quando ci arrivi tu nel 2009 Berlino è piena di vuoti,
che sono vuoti fisici che si traducono in appartamenti enormi a poco prezzo in cui voi stranieri quasi non sapete dove stare, talmente sono grandi, e spazi vuoti nella città che sono frutto di demolizioni o di aree mai messe a profitto, come si dice adesso, no? Ma anche un vuoto che è più metaforico. Che cos'era quel vuoto per te e come lo hai riempito o lo hai lasciato vuoto? In qualche misura questi due vuoti si parlano, si rappresentano, sono in collegamento l'uno con l'altro, perché penso che il fatto che in quella città, caso allora unico e oggi più che mai impensabile, di metropoli occidentale in cui si poteva vivere veramente con pochissimo, con qualche lavoretto, con molto meno di 1.000 euro al mese, per dire una cifra, questo faceva sì che uno potesse non prendere grandi decisioni sulla propria vita e quindi fare proprio quel vuoto, indossarlo e vedere un po' che cosa succedeva. Ovviamente quasi tutte le persone che come me hanno fatto questa scelta sotto sotto speravano che quello che succedesse fosse una qualche specie di carriera artistica, carriera musicale, carriera letteraria, però senza troppa fretta. Una differenza, ad esempio, rispetto a quando Balzac scrive che i giovani andavano a Parigi per fare successo o similmente quello che è successo poi a New York, a Berlino si può galleggiare o si poteva molto a lungo. E per delle persone un po' smarrite che hanno un'idea di che cosa non vogliono, ma non sanno di preciso che cosa vogliono, stare in un grande vuoto è per un certo periodo di tempo, che si spera non sia troppo lungo e per alcuni lo è stato, stare nel vuoto è proprio quello che ci vuole, perché non ti obbliga a definirti. Che cosa ho fatto io di questo vuoto? Per molto tempo non tantissimo in realtà. Io sono arrivato a Berlino, nel giro di un anno ho finito il mio secondo romanzo e nei 10 successivi non sono riuscito a scrivere più. Ho affrontato il cosiddetto blocco dello scrittore, da cui alla fine sono uscito e ne sono molto contento, con un romanzo uscito l'anno scorso di cui sono fiero e che ha anche rappresentato una sorta di crescita sia nella mia carriera che nella mia idea di quello che faccio. Però penso che in nessun altro posto avrei avuto la libertà, lo spazio, il tempo, cioè il vuoto, per sostanzialmente passare 10 anni a lanciare saponette contro il muro. Dici che a Berlino si vive con poco, infatti tu sei arrivato e avevi sul conto 12.000 euro. È molto buffa la storia di come sono arrivati sul tuo conto in banca questi soldi, ce la racconti? Sì, è stata una stranissima serie di coincidenze. Io il giorno prima dei miei orali di maturità, sulla via del ritorno da una serata a giocare a risico a casa di amici, sono stato messo sotto, ero in motorino, ho avuto una specie di incidente in cui non avevo colpe, da una Porsche, e è cominciato un lunghissimo processo in cui il proprietario della Porsche ha voluto da me i danni allo sportello. Ci sono state perizie, controperizie, una cosa veramente abbastanza fastidiosa. E dopo molti anni, in modo del tutto inaspettato, mi è arrivato questo risarcimento che per me all'epoca era una cifra mai vista. Io ho visto questa cifra sul conto, prima volta che avevo 5 cifre, e ho detto io non dovrò lavorare mai più. E quindi con questa cifra forte, di questa certezza, di questo grasso patrimonio, mi sono trasferito a Berlino, dove in effetti comunque mi è durato. Chi vive a lungo all'estero si ritrova nella condizione di essere un expat. Una posizione ibrida tra due luoghi, quello in cui si sta e quello da cui si viene. Tu che ancora per adesso vivi a Berlino, come vivi sulla tua pelle questa condizione e che rapporto hai con i tuoi due paesi? Quella del proprio statuto all'estero, che sia di expat o di migrante, e già la scelta della parola è una scelta impossibile, è ovviamente un problema che ti ritorna sempre, nella misura in cui, essendo io, come moltissime delle persone che frequentavo, le mie amiche, i miei amici, colleghe e colleghi, che lavorano, scrivono, che lavorano in una galleria, che lavorano nella musica, non sei veramente integrato nel tessuto della città e quindi del paese come può esserla una persona che si trasferisce per andare a lavorare in un ufficio o in una fabbrica, anche perché lavoravamo quasi sempre in inglese o nelle nostre lingue. E questo fa sì che tu ti trovi sempre un po' sospeso. La tua appartenenza, la mia appartenenza culturale, politica è sempre stata quella italiana, anche perché scrivendo è all'Italia che sono legato, non solo perché è la mia lingua, ma perché è il mio orizzonte di idee, il mio orizzonte di pensieri, continuo a seguire la politica, anche la politica distrettuale di Milano, molto più di quella nazionale tedesca. E però d'altro canto sei in Germania e quello è il paese in cui paghi le tasse, il paese con la cui struttura culturale ti confronti quando vai a fare psicoterapia o quando litighi per strada perché hai la precedenza. E questa condizione, per molto tempo, anche questa è una sorta di vuoto ed è una condizione che io mi sembra di aver ricercato, quella di non essere cittadino, è una grande libertà, non sei responsabile di niente.
però poi non sei cittadino. E questa cosa col passare del tempo mi è pesata sempre di più. Io sono andato via da Milano nel 2009 e una delle ragioni per cui l'ho fatto, penso, è stato che negli anni precedenti io avevo fatto parte di un centro sociale, o meglio in realtà di un centro per l'arte all'interno di un edificio occupato, la Stecca degli Artigiani, nel quartiere Isola, che era stato al centro di una lunga battaglia contro un progetto di speculazione edilizia, quello da cui poi sono nate le torri del Bosco Verticale. E la Stecca è stata sgomberata nell'aprile del 2007 e penso che non sia un caso che quasi tutti noi che facevamo parte di questa realtà nel giro di 1 anno e mezzo ce ne siamo andati, perché probabilmente io davvero non volevo essere cittadino, almeno per un po', perché mi sentivo abbastanza deluso dalla partecipazione politica. La città stava cambiando. Faccio uno spoiler e dico una cosa che mi hai detto prima di iniziare questa intervista, cioè che tu tornerai a vivere a Milano. Quindi ti chiedo, che cosa ti aspetti di trovare qui ora? Mi aspetto, e lo dico in modo molto positivo, di invecchiare. E cioè io mi sono reso conto, e in qualche modo si percepisce già nelle ultime pagine del libro, quando io ho finito questo libro nel febbraio del 2023, ad aprile mi sono state date le bozze, e mentre le rivedevo su carta, scorrevano sul mio schermo, su Instagram e su Twitter, le foto delle manifestazioni del 25 aprile e io sono stato stritolato dalla nostalgia in quel momento. E ho sentito qualche cosa che mi mancava, così forte che ho aggiunto una piccola postilla e secondo me leggendo in quelle pagine si vede l'inizio del ragionamento che mi ha portato a voler tornare in Italia. E che in qualche modo, perché ho detto per voler invecchiare? Perché quello di cui mi sono reso conto è che nel vuoto o in un ambiente sociale sempre in rinnovamento, con persone che vengono e persone che vanno, con persone che non hanno lì i genitori, che non hanno lì generazioni precedenti, si conduce sempre sostanzialmente la stessa forma di vita. Puoi avere amici che hanno 21 anni, amici che ce ne hanno 59, però fate tutti sostanzialmente le stesse cose, siete identici. Non c'è un rapporto in qualche modo verticale di esperienza di vita, di inserimento nella società civile, nella vita professionale. Ognuno fa la sua cosa, c'è chi è successo, chi no, però ci si confronta in questo modo. E adesso sto per fare 40 anni e mi sono reso conto che non mi vedo a Berlino a farne 50, a farne 60 e continuare a condurre la vita che facevo a 24 in un appartamento più grande, con meno feste e meno droghe, sostituendo i rave, il vino naturale, però sostanzialmente facendo quella roba lì. Vorrei cambiare forma di vita, vorrei fare una vita più da adulto che comporta essere circondato da un ambiente in cui ci sono persone più grandi di me, ci sono persone più giovani e questa differenza è riconosciuta anche nella propria forma di vita. Forse mi sono stufato di avere 20 anni, che in realtà è questo un po' l'altro tema del libro. Io ho cominciato scrivendo un libro su Berlino e ho finito scrivendo un libro sulla fine dei 20 anni, che non so se sia una fortuna o una maledizione, nel mio caso è arrivata a 40. Infatti hai scritto un libro su una città, ma in realtà hai scritto un libro sul desiderio di rimanere giovani e sulla difficoltà di attraversare questo ponte che segna l'ingresso nella vita adulta. Tu pensi che questo passaggio sia stato particolarmente difficile per la tua generazione? Vorrei rispondere di sì, ma d'altro canto ogni generazione è convinta di essere speciale, di aver affrontato delle difficoltà particolari. Volendo però cercare di motivare perché io nello specifico mi sento che l'ingresso nell'età adulta della nostra generazione è stato abbastanza complicato, io sono nato nell'84, è perché noi ci siamo affacciati al mondo del lavoro esattamente all'esplosione della crisi del 2008. Noi siamo cresciuti con l'idea che tutta una serie di lavori, quello che pensavo io, il giornalista freelance, fossero estremamente sostenibili, ben pagati, fossero delle strade vere. Il mondo si è trasformato esattamente quando cominciavamo a bussare alla porta. E ovviamente questo ti respinge un po' in una sorta di adolescenza forzata o di eterno Erasmus. Adesso lo vedo molto bene quando parlo con amici che si trovano a dover collaborare, dover lavorare insieme in ufficio a un progetto con delle persone molto più giovani che adesso hanno 22, 23, 24 anni. Sono molto molto più motivati, molto molto più spietati, perché loro lo sanno che è una giungla là fuori. Noi non lo sapevamo. A noi era stato detto: guardate che sostanzialmente se sei uno che un po' lavora duro, un po' di talento ce l'ha, che aspetta, quello che ti interessa fare più o meno lo troverai e sarà abbastanza sostenibile, ti permetterà di avere un mutuo per una bella casa nella città in cui vuoi vivere, perché è così che funziona la società occidentale. E invece no, non più.
Citavi prima i rave. Un pezzo importante e bello del tuo libro è quello in cui racconti che uno dei motivi per cui tanti ragazzi arrivavano e si fermavano a Berlino erano le serate, le feste, i rave, in cui c'è tutto, la libertà, il sesso, le droghe. E più filosoficamente, il rave era un rifiuto del sistema. Che cosa sono stati per te i rave e dove è andata quell'energia oggi? Non mi definirei un raver. Ci sono andato in certi periodi abbastanza spesso, in certi periodi meno spesso, in certi periodi troppo spesso, e ci ho sempre visto quella che, in un senso positivo, può essere una dimensione di libertà veramente al di fuori delle leggi, al di fuori del tempo e dello spazio, anche grazie all'assunzione di certe sostanze che incoraggiano questo tipo di trasformazione. Però allo stesso modo puoi anche vederla come una valvola di sfogo, cioè qualche cosa che in realtà ti permette di sprigionare delle energie che normalmente tieni dentro di te, represse, che tieni contenute, e quindi paradossalmente che ti aiuta a tenerle represse perché comunque le sfoghi in quel posticino lì. Quindi nella mia vita hanno svolto questo doppio ruolo e anche per questo dopo un po', soprattutto dopo l'overdose di un mio amico, è un tipo di scena che ho abbandonato. In realtà poi quando io sono arrivato a Berlino la dimensione più epica, leggendaria di questa scena, quella veramente delle feste illegali, era un po' tramontata e un po' era scemata, perché adesso c'è una scena di clubbing a Berlino che sono sostanzialmente dei rave legalizzati, dove l'utilizzo di droghe è assolutamente accettato, dove ci sono intere sezioni di edificio adibite a darkroom, sia omosessuali che non, ed è un po' una particolarità della scena berlinese, una cosa che genera anche tanto turismo di persone che vengono apposta per far sguazzare i piedini in questo tipo di trasgressione. Ci sono persone che ci si perdono completamente, ci sono persone che vanno perché sono appassionati di un certo tipo di musica, ci sono persone che ci vanno come alibi per una dipendenza dalle sostanze. Ci sono veramente tantissimi tipi di mondi che si intersecano. Poi a un certo punto, mentre sei a Berlino, qualcosa cambia, le case diventano carissime e comunque introvabili anche a prezzi folli, la gente parte, la natura della città cambia. A Berlino succede quello che sta succedendo ora a Milano, ma tu rimani, anzi ci torni. E qui veniamo al titolo del tuo libro, La chiave di Berlino, una chiave speciale. Come funziona e perché parla di te e della tua esperienza lì? Il titolo è stata una delle ultime cose di questo libro che mi sono venute. Fino al 25 aprile di cui parlavo prima, il libro doveva chiamarsi o L'abbondanza oppure La festa è finita. Titolo non bellissimo. Un altro titolo che mi sarebbe piaciuto molto era Il segno dell'acqua alta, come l'idea di una marea che è salita fino a un certo punto e poi è riscesa, ma era anche un titolo un po' opaco. Quel 25 aprile, dopo essermi immalinconito guardando tutte le foto delle manifestazioni in Italia, sono andato in terapia e ho litigato con la mia psicoterapeuta perché sostanzialmente io le chiedevo perché continuo a non sentirmi a casa qui, perché l'Italia mi manca così tanto. E lei in un modo un po' duro ha detto: guarda, finché nella tua mente la porta dell'Italia è aperta, finché ti interessi a quello che succede lì, segui le foto dei cortei, continuerai a non sentirti a casa qui, perché la casa è un posto dove ti puoi chiudere dentro, dove non entrano gli spifferi e dalla porta aperta entrano. Io mi sono molto irritato e insomma alla fine dell'ora me ne sono andato e mi sono messo a rimuginare su questa cosa della porta. E mi è venuto in mente che esiste un tipo specifico di chiave che si chiama Berliner Schlüssel, chiave di Berlino, chiave berlinese, che è fatta proprio per risolvere questo problema, e cioè quando all'inizio del XX secolo Berlino è stata molto espansa dalla sua prima industrializzazione, sono stati creati dei grandi casermoni per far abitare tutti i nuovi operai, i nuovi dipendenti del terzo settore, e non c'erano i citofoni, però era necessario un modo perché i portoni di questi casermoni restassero chiusi. E allora un fabbro ha inventato questa speciale chiave, che è come quelle vecchie chiavi con l'asta tonda e la mappa da una parte, solo che è simmetrica, ha due mappe, sembra stranissima, non capisci come funziona. Quello che fa è questo, è una chiave che quando vuoi uscire o vuoi entrare e apri il portone, non la puoi estrarre, rimane bloccata. Quello che puoi fare è spingerla dalla parte opposta attraverso la porta, quindi poi esci o rientri, te la tiri dietro, richiudi e solo allora puoi estrarre la chiave. E quindi che cos'è? La chiave di Berlino è una chiave che ti obbliga a chiuderti la porta alle spalle. La cosa tenera, ironica, paradossale è che nel momento in cui io ho formulato quella metafora, io volevo chiudermi la porta restando dalla parte di Berlino. Mi sono trovato dall'altra. No, mi correggo. Ho scelto di essere dall'altra. Abbiamo dato voce alla chiave di Berlino, Vincenzo Latronico e Inaudi Editore.
Voce ai Libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il fonico di studio è Luca Bossi. Il producer è Alex Peverengo.